Sciopero della fame, Damiano La Rocca e Fabiano Russo, presidente e vicepresidente di Goia, l'associazione degli ambulanti veneziani, ormai lo stanno portando avanti da 2 giorni e sono qui, davanti a Ca' Farsetti, davanti al palazzo nel quale si stanno decidendo le sorti di diverse centinaia di lavoratori del settore, in attesa di essere ascoltati. La cosiddetta riforma dei pianini per regolare le dimensioni e i luoghi di permanenza dei piani di vendita può determinare il destino di intere famiglie. L'amministrazione dichiara che vuole fare in modo che nessuna partita IVA venga soppressa, ma di fatto verranno imposte delle condizioni che faranno in modo che sarà l'operatore che restituirà l'autorizzazione a svolgere commercio alla sua area pubblica al comune. Se un centinaio di attività rischia di vedere fortemente ridotto il fatturato perché spostato magari anche di pochissimo, ma abbastanza per non intercettare più la clientela, a forte rischio chiusura per l'associazione ci sono circa una trentina di partite IVA, che significa una cinquantina di famiglie. C'è poi un aspetto di questa riforma voluta dalla sovrintendenza che convince poco. Se l'obiettivo primario è la tutela artistica di Venezia, perché si è praticamente lasciata la situazione così com'è in luoghi sensibili come in alcune aree di Rialto o vicine a San Marco e ci si è concentrati soprattutto altrove? Non siamo riusciti alla fine a capire con quali criteri si stia regolamentando il commercio su area pubblica. Ci sono alcune aree, ma non solo di commercio su area pubblica inteso come rivendita di souvenir, ma anche plateatici di ristoranti, anche in altri settori si è decisamente optato per favorire alcuni a discapito di altri. Fino a quando continuerete lo sciopero della fame? Lo sciopero della fame lo continueremo fino a che non otterremo l'appuntamento già richiesto al sindaco, l'appuntamento col sindaco.